Buongiorno, sono la dottoressa Lucia Donnarumma, specialista in reumatologia e lavoro presso la medicina generale di Cittadella. Sono stata qui invitata oggi proprio in occasione della giornata dedicata al mal di schiena. Per questo sarò qui a parlarvi delle spondiloartriti seronegative e in maniera in generale e poi affronteremo in maniera un po' più specifica quello che è la spondilite anchilosante. Con il termine di spondiloartrite seronegative si va praticamente diciamo così, ad identificare un gruppo di diverse malattie infiammatorie croniche che sono caratterizzate da un certo tipo di sintomatologia che nello specifico è di tipo, una sintomatologia di tipo artritica che va a colpire in maniera asimmetrica diverse articolazioni. Generalmente le articolazioni che sono interessate possono essere la colonna vertebrale, quindi si parla di un interessamento assiale, oppure ci possono essere le articolazioni periferiche come caviglie, piedi, mani, per cui si parla di un interessamento di tipo periferico. Oltre all'artrite, altro segno caratteristico di questo tipo di malattia sono le cosiddette entesiti. Per entesite si intende praticamente il punto dove cioè un punto infiammatorio dove un X tendine si attacca sull'osso. Queste volte, diciamo, oltre a queste manifestazioni di tipo prettamente articolari, è anche vero che in queste malattie possono esserci anche altre manifestazioni che possono riguardare organi diversi come le mucose, la cute, ci può essere un impegno oculare, gastrointestinale, quindi si possono avere anche dei sintomi di tipo sistemico. La caratteristica delle spondilartrite è che nel chiedere gli esami non si ha la presenza del fattore reumatoide, mentre vi è una forte associazione con quello che riguarda l'antigene di istocompatibilità HLA B27 che è situato sul cromosoma 6. Questo è un particolare locus genetico che sta semplicemente a significare per chi lo ha che c'è una predisposizione per questo tipo di malattie. Nello specifico l'HLA B27 però può essere espresso anche in altre malattie. Vediamo che la percentuale sicuramente è variabile. Nel 90% noi lo troviamo nella spondilite anchilosante, nel 40-80% nelle artriti reattive, nel 70% nelle spondiloartropatie giovanili, nel 35-75% nelle enteropatie spondiloartritiche, nel 40-50% nelle cosiddette nell'artrite, nella spondiloartrite psoriasica. Poi in altre percentuali citiamo pure le spondiloartriti indifferenziati, nel uveite e anche in un certo quadro di vascolite che è caratterizzato dalla aortite. Nella popolazione però, dal punto di vista epidemiologico, però, vediamo che nella popolazione generale, sia in Europa che nel Nord America, la prevalenza dell'allele HLA-B27 si ha tra gli 8 e i 10% degli individui, quindi non è molto frequente. Mentre nella popolazione italiana la prevalenza di questo locus è tra il 2 e il 5%. Per quello che riguarda un po' la sintomatologia, vediamo che tutte le manifestazioni di tipo muscoloscheletica delle spondiloartriti sono dovute all'infiammazione di queste entesi. Come ho detto prima, le entesi dovete immaginare che è il punto dove il tendine si attacca sull'osso. Le entesiti però più frequenti sono praticamente quelle che si hanno a livello dell'inserzione della fascia plantare sul calcagno. Infatti si parla di fascite plantare del tendine achilleo, si parla di tendinite achillea e anche a livello del tendine rotulio. Queste sono praticamente tutte sedi dove si ha il maggior stress fisico, cioè dove grava la maggior parte degli sforzi del corpo. Per quello che riguarda invece un interessamento di malattia sulla colonna, quindi per lo scheletro in toto, quindi comprendente sia la colonna in toto che le sacroiliache, vediamo che il 100% questo tipo di interessamento lo troviamo per il 100% nella spondilite anchilosante, per il 15% nell'artrite psoriasica,
in un 5% nell'artrite reattiva e in un 5% nelle enteroartriti. La famiglia delle spondilartriti sieronegativi, come ho detto all'inizio, comprende diverse malattie: la spondilite anchilosante, l'artrite reattiva, che è quella caratterizzata da, cioè sono delle artriti legate a particolari infezioni batteriche e virali, l'artrite psoriasica, l'enteroartrite. Per enteroartrite si intende l'associazione che si ha tra malattie infiammatorie intestinali come la rettocolite ulcerosa e la malattia di Crohn e un interessamento articolare. Poi abbiamo le spondilartriti giovanili e la spondilartrite indifferenziata. Quello che riguarda, ecco, per affrontare invece in maniera un po' più specifica la spondilite anchilosante, la spondilite anchilosante è una malattia cronica infiammatoria che colpisce lo scheletro assiale, quindi la colonna. Si manifesta con una lombalgia di tipo infiammatorio, infatti il dolore è più intenso al mattino e dopo riposo prolungato ed è un dolore che migliora con l'attività fisica. Inoltre si può avere una progressiva rigidità del rachide. Generalmente colpisce i giovani adulti di età tra i 20 e i 30 anni, con una certa prevalenza dei maschi rispetto alle femmine. L'esordio praticamente il più delle volte è un esordio insidioso, il paziente lamenta un dolore che riferisce al rachide lombare e ai glutei, e dai glutei poi si irradia la faccia posteriore della coscia arrivando fino al ginocchio. Questo tipo di dolore si può alternare tra un gluteo e un altro, tant'è vero che si parla di sciatica mozza alterna. Nello specifico vediamo che come sintomatologia il dolore, si ha un dolore notturno lombare. Questa lombalgia dura da più di 3 mesi. La rigidità mattutina è superiore sicuramente ai 30-60 minuti. L'insorgenza è graduale e il dolore stesso migliora con il movimento e l'uso di FANS. Facciamo un minimo di differenza tra il dolore lombare di tipo infiammatorio, quindi tipico della spondilite, e un dolore lombare di tipo meccanico, quindi artrosico. Per quello che riguarda il discorso esordio, abbiamo detto che nella forma infiammatoria l'esordio è insidioso, mentre in quello meccanico è acuto. La durata nell'infiammatorio la durata è più lunga, mentre nel meccanico è breve. L'età di insorgenza nelle lombalgie infiammatorie e queste sono meno di 40 anni, mentre per quello che riguarda il tipo meccanico può andare dai 15 ai 90 anni. Generalmente nelle lombalgie da spondilite il dolore è prevalentemente notturno, la rigidità è mattutina, meno nel meccanico, peggiora con il riposo, mentre per il dolore, la lombalgia meccanica migliora con il riposo. Lo spondilitico sta meglio con il movimento rispetto all'artrosico e la risposta ai FANS è sicuramente migliore nello spondilitico rispetto sempre a un interessamento di tipo meccanico. Gli altri sintomi, abbiamo già citato la sciatica mozza, poi si può avere una glutalgia alternante, generalmente il paziente mostra un certo tipo di rigidità della colonna e nei movimenti di flesso e estensione, si può avere un dolore ispiratorio e come abbiamo già detto una caratteristica di questa malattia è che colpisce soggetti maschili soprattutto di giovane età, dai 25 ai 40 anni. Per il spondilitico un dolore diciamo, caratteristico è il cosiddetto dolore toracico. Il dolore toracico è legato non tanto a un interessamento parenchimale del polmone e la pleura, ma è un dolore che è dovuto alle intesite delle articolazioni costovertebrali, costosternali e manubrio-sternali, quindi tutto ciò che ruota intorno alla gabbia toracica. Questo dolore si accentua con i colpi di tosse e con gli atti respiratori profondi. Gli episodi possono avere una durata variabile e generalmente a lungo andare, se la malattia non viene riconosciuta, non viene presa in tempo e quindi ci si lavora anche
dal punto di vista fisioterapeutico, si può avere una limitazione dell'espansione toracica, tant'è vero che hanno un atteggiamento ingoppito, i pazienti si presentano con un'accentuazione della cifosi dorsale, hanno difficoltà praticamente, hanno una difficoltà di tipo respiratorio. Ecco, vediamo qui un pochino stilizzato in percentuale, abbiamo detto che è una malattia che colpisce soprattutto la colonna, quindi il 70% prende il rachide cervicale, per il 100% le sacroiliache, poi va a interessare le articolazioni costovertebrali, nel 70% per l'appunto, il rachide lombosacrale nel 50% e in percentuale minore le ginocchia e le caviglie. In corso di spondilite anchilosante, ecco, abbiamo messo due foto, qui vedete sulla vostra sinistra un quadro di tendinite achillea e sulla destra la dattilite. La dattilite è un altro segno caratteristico di malattia ed è legato praticamente, è una tenosynovite, praticamente all'infiammazione delle guaine dove scorre all'interno il X tendine, in questo caso il flessore lungo del secondo dito. Come abbiamo già detto all'inizio, si può avere anche un impegno extraarticolare, importante è l'impegno dell'occhio, il più delle volte si hanno dei quadri di uveite, anzi diciamo pure che qualche volta la malattia può esordire con un'uveite, solamente i colleghi oculistici attenti che sono praticamente calati un po' nello spaziare delle cause di questa malattia, sanno ben indirizzare il paziente verso una figura reumatologica. Qui è un po' accentuato quelle che sono le raccomandazioni di terapia delle più grosse società scientifiche europee e mondiali. Allora, importante per lo spondilitico anchilosante è la fisioterapia, quindi gli esercizi, portare avanti gli esercizi fisici, quindi una terapia riabilitativa che gli permette in qualche modo di evitare questo tipo di limitazione della colonna in maniera da non rimanere curvi. Poi sicuramente è importante l'uso di farmaci dei cosiddetti FANS, che sono degli antinfiammatori non steroidei. Poi vengono utilizzati alcuni farmaci di fondo degli immunosoppressori, che è la sulfasalazina. Vediamo che il cortisone in se stesso usato per via sistemica ha poco effetto, mentre può avere un effetto di tipo locale. E per ultimo, ormai sono passati decenni, facciamo uso dei cosiddetti farmaci biologici, che sono dei farmaci che vanno a colpire in maniera specifica quelle che sono le molecole infiammatorie alla base della malattia. Nel caso specifico si ha l'indicazione per l'uso del TNF-alfa. Con questo volevo concludere e ringraziarvi.